Silvestris, membro del direttivo nazionale AIOM. In questo convegno, splendido convegno di Palermo, focus anche sui tumori gastroenterici. Quali le novità emerse dalla ACR? Beh, ci sono due novità importanti, o per meglio dire due update che possono potenzialmente impattare la nostra pratica clinica nel futuro. La prima novità riguarda il trattamento inadiuvante dei pazienti affetti da epatocarcinoma, per i quali la combinazione di due farmaci che noi oggi stiamo utilizzando in prima linea, atezolizumab e bevacizumab, ha dimostrato impattare significativamente sulla sopravvivenza di queste persone. La seconda novità importante è uno studio randomizzato di fase 3 in cui il backbone chemioterapico, la combinazione di cisplatina e gencitabina associato ancora una volta ad un immunoterapico, al pembrolizumab, ha documentato, ha mostrato un vantaggio in termini di sopravvivenza rispetto alla sola chemioterapia. Pertanto queste rappresentano due novità importanti che, con le dovute considerazioni, con un'adeguata selezione dei pazienti, potranno certamente influenzare la nostra futura pratica clinica.